ci sono luoghi in cui il tempo non si misura in ore, ma in stagioni. Luoghi dove la vita segue ancora il ritmo della terra. I monti Sicani e l'intero comprensorio che si apre verso il mare, dal confine con la provincia di Palermo a quello con le province di Caltanissetta a est e di Trapani a ovest, sono uno di questi luoghi. Territori antichi nel cuore della Sicilia, dove il cibo non è solo nutrimento, ma memoria, identità, relazione. In questo territorio nasce il progetto Le vie del cibo della lunga vita, un percorso che attraversa borghi, comunità e sapori per raccontare un legame profondo tra alimentazione, benessere e longevità. Non è un caso che proprio qui si registrino storie di lunga vita. Generazioni cresciute con una dieta semplice, stagionale, a chilometro zero. Pane, olio, legumi, frutta, formaggi. Pochi ingredienti ma autentici. Cibi che parlano la lingua della terra. Storie che vedono spesso nelle donne le custodi e le testimoni, verso le generazioni future, di tradizioni e buone pratiche. Il progetto Le vie del cibo della lunga vita prende forma grazie alla collaborazione tra enti pubblici, istituzioni regionali, università, scuole, amministrazioni comunali e produttori locali. Una rete che unisce ricerca scientifica, promozione turistica e tradizione alimentare. Un'iniziativa sostenuta dalla Regione siciliana e promossa anche attraverso i canali ufficiali di Visit Sicily. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, è stata la porta simbolica di questo viaggio. Ma il cuore pulsa nei borghi toccati dall'iniziativa. Bivona, Santo Stefano Quisquina, Cammarata, San Giovanni Gemini, Cianciana, Castronovo di Sicilia, San Biagio Platani, Palazzo Adriano in provincia di Palermo, Caltabellotta, Lucca Sicula, Cattolica Eraclea, Ribera, Siculiana e ancora Montedoro in provincia di Caltanissetta. Ogni luogo custodisce un sapere antico e una storia da raccontare. Le vie del cibo della lunga vita non è un evento isolato. È un cammino che invita a rallentare, ad ascoltare, a riscoprire il valore di ciò che mangiamo. Perché qui il segreto della lunga vita non è nascosto, è apparecchiato ogni giorno sulle tavole dei residenti e dei tanti ospiti italiani e stranieri che arrivano per scoprire tanta bellezza.